Il candidato numero 1 nel comune di Ne è Marco Bertani, nato a Chiavari il 28 maggio 1961 e sposato, ha 2 figli. Diplomato ragioniere, svolge attività come impiegato in un'associazione di categoria. Ha una lunga esperienza politica, consigliere di minoranza Ne dall'85 al 93, sindaco dal 95 al 2004, dal 2004 al 2019 assessore prima e vice sindaco poi con il sindaco Pesce. Già consigliere provinciale, assessore presidente della comunità montana Aveto Graveglia e Sturla sino allo scioglimento della stessa. La sua passione è per l'agricoltura. Si candida con la lista Unità Democratica per Ne. Parliamo di famiglia. A suo avviso che tipo di iniziative si possono intraprendere per sostenere le famiglie che vivono sul territorio, contrastare anche il fenomeno della denatalità e sostenere le persone anziane? Sì, io direi che abbiamo questa esperienza che mettiamo in campo, cercheremo di migliorarla, c'è un finanziamento per una nuova scuola, che noi siamo arrivati come primo comune in Regione Liguria, un nuovo plesso scolastico in efficientamento energetico e con dei nuovi servizi per i bambini, collegandoli anche alla realtà sportiva, quindi questo è molto importante. Il trasporto scolastico, che continueremo a fare sicuramente, come abbiamo fatto in questi anni. Lo sportello che nascerà con le aree interne per un poliambulatorio, anche questo per gli anziani, e per dare dei servizi agli anziani tipo l'infermieristico, i prelievi, quindi tenere la gente il più possibile. Questo, il poliambulatorio già esistente, in pochi giorni verrà messo in funzione in collaborazione con la Regione Liguria. E poi le aree interne danno anche dei finanziamenti per migliorare le nostre scuole con la lingua e con un efficientamento anche tecnico che è molto importante. Il comune di Ne è caratterizzato da un territorio molto ampio e sparso. Quali sono gli interventi che si possono realizzare per migliorare sia le infrastrutture viarie e anche salvaguardare il territorio dal problema del dissesto idrogeologico? Sì, saremo impegnati molto su questo. In questi anni abbiamo dovuto anche affrontare delle situazioni molto critiche e non abbiamo lasciato nessuna frazione isolata. Voglio lavorarci anche su questo punto, sistemando definitivamente il piano di protezione civile, che ricordo è uno dei comuni che ha il piano di protezione civile, va migliorato con degli incontri con la popolazione e trovando delle soluzioni anche per le frazioni più isolate, perché noi abbiamo delle case veramente sparse, quindi garantendo l'accesso, la viabilità e anche il discorso di internet, perché noi abbiamo bisogno che sia gli anziani che i giovani abbiano l'internet e quindi questa ditta partirà con i lavori che si concluderanno entro il 2020. In questi anni si è assistito ad un progressivo ritorno ad attività di tipo agricolo, di ristorazione, anche legate alle produzioni locali. In che modo si possono ancora più incentivare queste piccole imprese e creare anche delle nuove forme di occupazione? Sì, con soddisfazione dico che la Val Graveglia è conosciuta al di fuori della nostra valle, è conosciuta addirittura a Genova, per il discorso agricolo, il discorso enogastronomico. I nostri ristoranti hanno preso dei grossi premi, gli stessi agriturismi che devono ancora fare uno sforzo maggiore per migliorarsi, il mercatino agricolo, ci sono delle forme che hanno aggregato. Noi vogliamo che si aggreghino ancora di più e insieme a loro, perché devono essere loro i protagonisti, vorremmo dotarci di un marchio unico Val Graveglia che raggruppi le produzioni tipiche agricole con la ristorazione, con l'enogastronomia, che è un'eccellenza che va assolutamente sviluppata, portando flussi turistici per le bellezze che abbiamo, gamba tesa, quindi in collaborazione col parco, la sentieristica. Adesso noi abbiamo aggiornato tutta la sentieristica, abbiamo dato un incarico specifico perché questi sentieri intanto li abbiamo tutti monitorati e nei prossimi anni chiederemo dei finanziamenti per metterli, sistemarli, quindi collegarci sempre con gli enti superiori che sono lo sportello della montagna e il parco dell'Aveto. Quali altre risorse ha il territorio della Val Graveglia che si possono esprimere e valorizzare sia a livello turistico sia anche a livello di imprenditorialità? Sì, noi abbiamo, dicevo, questo fatto enogastronomico, l'aspetto agricolo, e vorremmo recuperare anche dei fabbricati perché adesso c'è una legge regionale che si chiama rigenerazione urbana, noi ci rientreremo dentro, quindi faremo un censimento delle aree agricole anche abbandonate, dei borghi che hanno bisogno di essere sistemati. Avevamo lavorato su statale, adesso vorremmo lavorare sugli altri borghi perché meritano attenzione, quindi prevedere un recupero massiccio dove si possono tirare anche delle famiglie
che vivono nella città caotica e possono venire anche a fine settimana, come l'albergo diffuso, queste forme che sono molto interessanti, e dando anche delle agevolazioni, perché se non facciamo questo poi rischiamo che questi fabbricati non vengano recuperati. Il discorso artigianale, noi abbiamo delle piccole realtà industriali, ma non tanto piccole, nella zona artigianale di Chiesa Nuova. Vorremmo trovare altre aree per espandere queste piccole fabbriche non inquinanti che possono portare occupazione sul territorio, anche perché con la variante del Settembrin, che abbiamo ottenuto dopo anni di lotte, adesso la Val Graveglia è più accessibile. Quali sono i punti cardine del suo programma elettorale? I punti cardine sono migliorare ancora, lo ripeto, migliorare la sicurezza delle famiglie, quindi con un sistema anche di telecamere diffuso, quando avremo questa banda larga che finalmente copre tutto il territorio, perché è un territorio vastissimo, quindi va controllato, lo sviluppo assolutamente, dare occupazione, il recupero dei boschi, quindi permettere anche il recupero di certe viabilità che sono andate un po' danneggiate dalle alluvioni. Speriamo che adesso il PSR dia delle risorse. Noi abbiamo avuto un PSR che è stato fermo per i 5 anni e scontiamo questo deficit purtroppo. Avevamo anche dei progetti che sono rimasti fermi, adesso sembra che riparte. Il discorso delle aree interne, che è un grosso progetto su cui abbiamo lavorato tantissimo e che ci può permettere di avere delle risorse. Quindi mantenere le famiglie, crearne di nuove, dare sicurezza, ripeto, perché è importantissimo. Il discorso della raccolta differenziata dei rifiuti, su cui abbiamo già lavorato, però va ulteriormente potenziata chiedendo la collaborazione dei cittadini, perché se non c'è la collaborazione dei cittadini, in qualunque progetto che noi abbiamo non va avanti. Quindi chiederemo veramente questa collaborazione forte. Ha ancora 3 minuti e 52 di tempo, vuole aggiungere qualcosa a quello già detto? Ma io approfitto per fare un appello alla popolazione di Né, intanto di recarsi a votare, perché è importantissimo il voto, è un diritto costituzionale, quindi più possibile andare a votare, perché il voto è una grande espressione di libertà che i nostri vecchi hanno conquistato, attuando la Costituzione repubblicana. E sicuramente votare per la nostra lista Unità Democratica, che è una lista che ha una continuità, ha un'esperienza, però anche un forte rinnovamento con dei giovani che hanno messo tanta passione, che hanno voglia di fare, con delle esperienze, quindi che si mettono a disposizione di tutti per il bene comune. Il candidato numero 2 nella scheda elettorale del comune di Né è Francesca Garibaldi, nata a Chiavari il 15 febbraio 1972 e sposata, ha 3 figli. Diplomata, svolge attività come dipendente di Poste Italiane. Non ha alcuna precedente esperienza politica, è impegnata nel sociale, presta attività di volontariato e collabora con le parrocchie della Valle. Alle amministrative 2019 si candida a sindaco con la lista Cambia con Né. Che tipo di iniziative si possono intraprendere per sostenere le famiglie che vivono sul territorio, contrastare il fenomeno della denatalità e sostenere anche le persone anziane? Allora, la nostra lista punta tantissimo sulle famiglie e cerca anche dei nuovi servizi per attirare nuove famiglie che ripopolino la valle. Pensiamo a un asilo nido, a una cosiddetta primavera che segue i bambini fino ai 3 anni e poi siamo già fornitissimi come asilo, scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media, magari anche prolungando però l'orario scolastico per permettere alle famiglie di stare bene in valle avendo anche dei servizi in più. Per quanto riguarda gli anziani, puntiamo soprattutto sulla creazione di un polo a Fondovalle, a Conoscenti, dove c'è anche diciamo la sede comunale, collaborando con la ASL, per poter permettere agli anziani di non doversi spostare per chilometri. Io parlo soprattutto anche per chi abita in alta valle, perché il nostro è un territorio vastissimo e quindi abbiamo chilometri e chilometri da fare, per fare ad esempio il prelievo del sangue, una visita specialistica che potrebbe essere quella della diabetologia o tante altre, fisioterapia. Abbiamo un polo che è quello della Croce Verde, che sarebbe una sede ideale, però purtroppo non abbiamo collaborazione con l'ASL per ora. Parliamo anche del territorio. La Val Graveglia è caratterizzata, come diceva, da un territorio ampio e sparso. Quali interventi a suo avviso si possono realizzare per migliorare le infrastrutture viarie e al tempo stesso salvaguardare il territorio anche dal dissesto idrogeologico?
Per quanto riguarda la viabilità, la nostra è vastissima, perché penso che siamo uno dei comuni più estesi soprattutto in Liguria, ma anche in Italia. Abbiamo delle strade secondarie da ripristinare, perché è successo non tanto tempo fa che ci sono state le frazioni isolate, e quindi il nostro intento è di mantenere queste seconde vie, tra virgolette secondarie, sempre in funzione, anche con l'ausilio della protezione civile, perché ad esempio la frazione statale è rimasta isolata per un periodo della caduta dei massi, e hanno dovuto fare una via alternativa sul Biscia, con tutto ciò che ne comporta, perché è una strada un po' dissestata, poi in alta valle c'è il problema degli animali liberi, mentre c'era la possibilità di poter passare ad esempio tra Statale e Cassagna, che purtroppo c'è una frana da 5 anni e non è mai stata ripristinata. Quindi è nostro intento ripristinare queste vie secondarie per avere una cosiddetta via di fuga, per non lasciare le frazioni isolate. Partiamo dalla piccola manutenzione, anche e soprattutto con l'aiuto degli agricoltori che ci sono in valle, per quanto riguarda ad esempio lo sfalcio dell'erba, la manutenzione proprio delle cunette, dei tombini, per evitare che ci siano poi, che purtroppo succedono perché le acquazzoni forti, le bombe d'acqua, quelle non le possiamo tenere, per l'amor del cielo, però evitare se possibile queste situazioni che, salvando il piccolo, non ti trovi poi con dei problemi grossi. In questi anni si è assistito ad un progressivo ritorno alle attività agricole, di ristorazione, anche legate proprio a produzioni locali. In che modo a suo avviso si possono ancora più incentivare queste piccole imprese e quali forme di occupazione possono essere realizzate? Allora, la nostra agricoltura in valle è fiorente e ci sono anche parecchi agriturismi, perché in Val Graveglia non si può dire che non si mangia bene. E il nostro punto di forza sarebbe di fare un circuito mettendo al centro la miniera di Gamba Tesa, che è comunque conosciutissima fino a un certo punto, nel senso che bisogna valorizzarla in collaborazione anche con i vari agriturismi e magari anche qualche associazione che c'è già in valle, per poter fare un circuito. Cominci con la colazione fatta ad esempio giù a Fondovalle, poi sali su, vai a visitare la miniera di Gamba Tesa, vai a mangiare in un agriturismo, il pomeriggio magari puoi andare sul Biscia, a Ciappozzo, abbiamo il Ponte di Nascia, abbiamo tante attrattive turistiche che purtroppo non sono sfruttate. Magari scendendo a valle ci potrebbe essere nelle occasioni il mercatino aperto, che c'è un mercatino in valle che è solo temporaneo da primavera a autunno. Si potrebbe cercare un posto al chiuso, che quindi può funzionare anche d'inverno, distribuzione dell'olio, noi abbiamo anche le uve, perché no, ripristinare il vecchio mulino, producendo quindi le farine, per cui una persona fa un giro a 360 gradi tutto il giorno e se ne va contento e magari ritorna in valle. Quali sono le risorse secondo lei del territorio della Val Graveglia che si possono valorizzare ancora di più, sia a livello turistico ma anche a livello di attività imprenditoriali? Le attività imprenditoriali purtroppo sono rimaste poche in Val Graveglia e la mia lista punta a attirare nuove industrie, soprattutto nuovi giovani imprenditori che abbiano voglia di fare e abbiano voglia di collaborare con l'amministrazione comunale per riportare la nostra valle in vita anche da un punto di vista industriale. Noi abbiamo carenze di strutture, ad esempio non abbiamo una rete internet come si deve, e quindi questo frena molto, perché ormai si lavora tutto con internet, per via telematica, soprattutto chi lavora con l'estero, quindi dobbiamo aprire la nostra mente non al nostro orticello, ma aprirlo in un modo un po' più ampio. Quali sono i punti cardini su cui è fondato il suo programma elettorale? Allora, il mio programma elettorale è fondato soprattutto sulla voglia di cambiamento e sulla trasparenza.
noi ci proponiamo di avere una trasparenza e una collaborazione totale, amministrazione con i cittadini, per avere la possibilità di lavorare insieme, perché il nostro obiettivo di tutta la mia lista è quello dello stare bene insieme, del vivere bene insieme, quindi aumentando le infrastrutture, mantenendo quelle che ci sono, perché non è che promettiamo cose enormi, però se noi riusciamo a mantenere come si deve le cose che abbiamo già fatto un passo grande, e soprattutto mantenere in vita il nostro comune con delle nuove famiglie che possono sempre ritornare, ad esempio se magari se ne sono andate, o arrivare nuove. Abbiamo anche delle case in vendita che sono, se poi la gente vive bene, tira comunque anche magari l'amico, una scuola funzionante può chiamare anche gente da altri comuni, perché io vedo ad esempio che c'è gente che abita su da noi che porta i bambini o in giù o addirittura nelle valli vicine, perché offrono dei servizi in più. Quindi noi dobbiamo offrire più servizi per poter rifar nascere la nostra valle. Ancora circa 2 minuti, che cosa vuole aggiungere rispetto a quello che già abbiamo affrontato e già detto? Allora, io tengo tantissimo il mio territorio, ci sono nata, ci sono cresciuta, ci lavoro, ho costruito la mia famiglia e cerco di trasmettere ai miei figli e a chi lavora con me il mio amore per questa terra. Quindi secondo me adesso è il momento di cambiare, il momento di fare un grosso cambiamento, soprattutto di visione, perché dobbiamo aprirci al resto del mondo, per così dire, soprattutto con queste nuove tecnologie, per poter far arrivare nuove persone in valle, trasmettergli anche i nostri valori, le nostre tradizioni, fargli conoscere proprio il nostro territorio. E logico, se poi apportiamo delle migliorie ne stiamo bene tutti, quindi il bene del comune è quello che creiamo noi stessi. Perché i cittadini di Ne dovrebbero scegliere Marco Bertani come sindaco? Ma io credo, per l'esperienza che ho maturato in questi anni, per l'impegno che ho dato, con disinteresse, con la passione che ho dato, e soprattutto anche perché c'è dietro di me una squadra. Ci sono dei giovani, ci sono delle persone motivate, sia uomini che donne, che hanno messo a disposizione il loro tempo, hanno formulato un programma che adesso stiamo distribuendo nelle famiglie, che è un programma realistico, che però vuole dare sicurezza, vuole dare sviluppo al nostro territorio. Perché i cittadini di Ne dovrebbero eleggere lei e la sua squadra? Allora, i cittadini di Ne mi conoscono da una vita, perché, come ripeto, io sono sempre stata in valle. Sanno perfettamente la mia disponibilità, perché mi conoscono anche nell'ambiente lavorativo, sanno perfettamente il mio impegno che ho per il sociale. Io è da anni che partecipo all'attività della fabbriceria, alla mia parrocchia, alle parrocchie limitrofe, faccio anche parte dell'oratorio di Lavagna, perché proprio mi piace rendermi utile. Quindi il mio impegno e quello di tutta la mia squadra è sicuramente di mettere tutte le nostre forze, non solo per me stessa, ma per il bene della popolazione, anche perché sono convinta che la nostra valle ha delle grossissime potenzialità. Sta a noi per ora tirarle fuori e far vedere che siamo un comune che non sta morendo, ma è un comune in crescita.